Da Palma di Montechiaro oggi viene fuori un messaggio importante, un messaggio di pace e di solidarietà. È un cambio di passo decisamente, un'immagine nuova anche di questo comune che si spende in queste tematiche complesse e difficili. Per noi è un giorno di emozione, un giorno storico per la nostra città. Ricevere oggi Sua Eccellenza l'ambasciatore in pieno Consiglio Comunale, con un Consiglio Comunale solenne, rappresenta un momento veramente storico. E diceva bene lei, è un tentativo da un lato, quello principale e più importante, di stare vicino a un popolo che, come lei ha visto, è un popolo che ha un grande orgoglio e che ha voglia di ritornare alla normalità. Stanno facendo già uno sforzo enorme verso la normalità nonostante il terrorismo e nonostante le sanzioni economiche. Il nostro obiettivo insieme al Don Fabio Majorana è quello di raccogliere medicinali che possono essere anche di ausilio, ma quello ancora più importante è mandare un messaggio unico e forte di pace, di concordia, di solidarietà e di fratellanza. Da Palma di Montechiaro parte un messaggio di pace e di solidarietà e la sua presenza qui è molto importante. Thank you very much. Actually, I am touched. Sì, che molto ringrazia, è molto onorato e ha visto l'accoglienza molto calorosa dai palmesi. Questo incontro qui comunale a lui tanto è stato molto atteso per presentare la sua nazione. E questo gesto è lui molto importante per la sua nazione, per la preghiera della Siria. E a lui importa tantissimo questo momento di solidarietà, perché noi condividiamo lo stesso mare, il Mediterraneo. A noi arrivano immagini della Siria che sono davvero tragiche. Io voglio chiedergli come si vive, che cosa significa in questi momenti vivere in Siria. Living in Syria means, or speaking about those who are living Vivere in in Syria. Siria è essere molto orgogliosi di se stessi, di essere siriani e vivere lì. Di un continente che vive con questa tragica situazione di guerra, di terrorismo. In fact, we have been fighting terrorism on behalf of the whole world. Abbiamo un po' combattuto alla guerra attraverso l'aiuto di tutto il mondo. Stanno vivendo un momento di vittoria in questo momento di estremo terrorismo. Palma di Montechiaro oggi lancia un messaggio forte, un messaggio importante, un messaggio che dovrebbe essere veramente raccolto dai popoli del Mediterraneo e che la pone al centro proprio di un cambio di passo, dicevamo. Sì, per noi è una gioia avere in mezzo a noi l'ambasciatore siriano accreditato anche presso la Santa Sede. Abbiamo conosciuto e sappiamo che l'ambasciatore ha incontrato prima Benedetto XVI, infatti c'è un bellissimo discorso, Benedetto XVI proprio diretto a lui personalmente, e poi l'altro incontro con Papa Francesco. E non dobbiamo dimenticarci che proprio a febbraio ci è stato un Angelus di Papa Francesco dicendo che quella terra ha bisogno di preghiere e soprattutto di aiuti umanitari, quindi questo è quello che ci anima e che vogliamo metterci insieme al Comune e alle altre forze del territorio per donare, trasmettere la pace verso questi territori.